In attesa dell'autopsia sul corpo di Trolese, il rapper morto lo scorso 5 gennaio, è stato iscritto nel registro degli indagati uno spacciatore di 22 anni. Marcon sotto shock per la morte di Sara Caretto, mamma quarantenne deceduta nei giorni scorsi a Londra mentre si trovava in vacanza con il marito, ancora sconosciute le cause del decesso. Oggi con il cuore ancora pesante ma con nuova determinazione ci tengo a confermare il mio ritorno al lavoro, lo scrive Gino Cecchettin in un post pubblicato sul social professionale LinkedIn. Presentato il bilancio sanitario a Palazzo Balbi, aumentata la produttività, dice Zai, assumiamo ma non riusciamo a trovare medici, ne mancano 3.500 e torna ad attaccare il numero chiuso a medicina. Un giovane entrato in confusionale è entrato in tangenziale a piedi percorrendo oltre 500 metri tra le corsie in balia del traffico, pericolosa passeggiata interrotta da alcuni automobilisti. Cantieri per la sicurezza lungo la Romea, botta e risposta tra il consigliere regionale Jonathan Montanariello e il sindaco di Chioggia Mauro Armelao. Venezia si prepara a celebrare con un anno di eventi diffusi 7 secoli dalla scomparsa di Marco Polo, un ricco calendario di iniziative che potrà arricchirsi in corso d'opera di nuove proposte. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati, questi i titoli, le notizie principali della giornata. Allora veniamo alla cronaca in apertura sulla vicenda del rapper deceduto lo scorso 5 gennaio in attesa dell'autopsia sul corpo del giovane. È stato iscritto nel registro degli indagati uno spacciatore di 22 anni. Adesso cercheremo di vedere l'evolversi della situazione, quelle che saranno le persone, se ci saranno delle persone che in qualche maniera verranno ritenute responsabili di non averlo aiutato diversamente o di averlo indotto ad altri gesti, e cercheremo in qualche maniera di seguire passo passo la vicenda, e se dovesse essere un procedimento che si apre valuteremo anche i percorsi a tutela di lui, a tutela della sua memoria e anche della posizione dei familiari. A parlare è il legale dei familiari di Christian Trolese, il rapper 21enne trovato senza vita il 5 gennaio nella casa in cui viveva a Campo Nogara. A distanza di qualche giorno è stato iscritto nel registro degli indagati un 22enne di origine albanese arrestato dai carabinieri a Marghera il giorno dell'Epifania. In auto 305 dosi di cocaina. Un controllo non casuale ma derivato dalle verifiche dei tabulati telefonici che vedevano numerosi contatti tra i due. Il 22enne è stato dunque portato in carcere con l'accusa di detenzione di stupefacente e ora toccherà alla procura provare il collegamento con la morte di Christian, anche se al momento non vi è alcuna ipotesi di accusa relativa a eventuale istigazione al suicidio né riscontro sulla presenza di altre persone quella notte in compagnia del ragazzo, cresciuto in un contesto problematico e di solitudine. In molte delle sue canzoni Trolese dice di vedere la sua morte proprio a 21 anni, per questo i familiari vogliono vederci chiaro. I familiari ci tengono a dire che non avevano mai avuto sentore di, non risulta a loro alcun tipo di coinvolgimento su questioni legali o criminali prima della morte del ragazzo, e quindi ci tengono in qualche maniera anche a rappresentare un passato di questo ragazzo, sì con difficoltà, ma non quello che era poi emerso in alcune notizie di stampa che sono state considerate infondate. Ora si attende l'esito dell'autopsia che la Procura di Venezia disporrà entro giovedì e che rivelerà se a risultare fatale sia stata l'assunzione di droga o l'aver ingerito insieme ad essa anche dei farmaci. Marcona è una comunità sotto shock dopo la morte di Sara Caretto, mamma quarantenne deceduta nei giorni scorsi a Londra mentre si trovava in vacanza con il marito Danilo, i loro 3 figli di 17, 14 e 10 anni in compagnia di altre coppie di amici. Sulle cause del decesso al momento si sa poco. Secondo quanto si è appreso, la donna avrebbe improvvisamente avvertito un malessere e sarebbe stata subito condotta in un ospedale della capitale britannica, dove poi, nonostante le cure prestate dai sanitari, è morta.
detenuta. Alcune persone che la conoscevano e la frequentavano dicono che non c'era assolutamente nulla che potesse far presagire un epilogo così tragico, anche perché, a detta di tutti, Sara Caretto non accusava disturbi e quindi, almeno apparentemente, godeva di buona salute. Della vicenda sono state interessate anche le forze dell'ordine contattate per le formalità relative al rimpatrio della salma dall'Inghilterra. Oggi con il cuore ancora pesante, ma con nuova determinazione, ci tengo a confermare, come avevo anticipato, il mio ritorno al lavoro. Lo scrive Gino Cecchettin in un post pubblicato sui social network professionale LinkedIn. Nel messaggio Cecchettin, che è titolare di una piccola azienda tecnologica, esprime sincera gratitudine per il vostro sostegno durante questo periodo così difficile. Le vostre parole e il vostro affetto sono molto importanti, un aiuto per elaborare la perdita di mia figlia Giulia. Colgo l'occasione di ringraziare i colleghi che hanno egregiamente portato avanti le attività aziendali anche in mia assenza. Il lavoro, conclude Cecchettin, fa da sempre parte della mia vita e mi ha regalato grandi soddisfazioni a cui non potrei mai rinunciare, oltre a darmi modo di sostenere la mia famiglia. Presentato questa mattina a Palazzo Balbi il bilancio regionale 2023, c'è una forte carenza di medici, ma la sanità veneta corre, l'ha detto il governatore Zaia, che torna a puntare il dito contro i test d'ingresso per accedere alla facoltà di medicina. A parità di organico la macchina sanitaria ha prodotto molto di più dell'anno scorso, con più 4% di ricoveri, più 8% di interventi dell'ULSS e molto altro ancora. Stiamo parlando di milioni di prestazioni, oltre 10 milioni e 800 mila prestazioni ambulatoriali. Stiamo parlando anche di un contesto nel quale la sanità del Veneto ha saputo performare. Siamo primi per trapianti di cuore, di polmoni, fegato, reni. Direi che questa qualità deve essere poi aiutata da assunzioni che non riusciamo a fare sul fronte dei medici. Per il resto abbiamo assunto più di 4.000 persone, però medici non si trovano. Una sanità che corre nonostante la carenza di medici. Ne mancano 50.000 in Italia, oltre 3.000 in Veneto. L'ha dichiarato il presidente Zaia presentando il bilancio sanitario regionale del 2023 insieme al direttore generale della sanità veneta. Un fenomeno che è anche legato appunto alle carenze di disponibilità del mercato dei professionisti, in particolare i professionisti specialisti. Noi abbiamo avuto negli anni compresi fra il 2010 e il 2023 un lieve calo del personale medico a tempo indeterminato, troverete anche questo dato, un meno 2%, che è stato però compensato, e c'è una ragione per cui sottolineo questo, dall'incremento dei tempi determinati del personale medico, che sono cresciuti dal 2019 al 2023 di 209, quindi dell'84%. In aumento anche la richiesta di prestazioni. Nel 2023 infatti si registra un più 4% di ricoveri in ospedali, interventi chirurgici e interventi di specialistica ambulatoriale, 845.000 le chiamate al SUEM. Il governatore torna poi a puntare il dito sul numero chiuso a medicina, definito la disgrazia di questo paese. Sono convinto del fatto che dovremmo garantire ai ragazzi di mettersi alla prova. Incentivare di più la selezione che sia meritocratica, come accade e è sempre accaduto, ma fare anche in modo che i giovani iscritti possano anche conoscere l'ambiente della sanità, l'ambiente della clinica, delle sale operatorie, perché altrimenti che selezione facciamo a 19 anni con un test asettico, senza anima, e pensiamo magari qualche volta abbiamo anche scartato qualche futuro grande professionista che non ha passato il test. Zaia ha anche ricordato che il Veneto sul fronte delle liste d'attesa ha adottato il dimezzamento dei tempi. Notizia appena giunta in redazione, eccole qui le foto dei vigili del fuoco che stanno lavorando in via Colombara a Mira per l'incendio divampato al piano terra di un fabbricato disposto su 2 piani. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri, accorsi dal locale di staccamento e da maestre con 2 autopompe, l'autobotte, autoscala, carro aria e 15 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le squadre sono riuscite a circoscrivere le fiamme ed evitare un rogo generalizzato di tutta la struttura. Le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco. Come ha detto, ancora in corso le operazioni di bonifica degli ambienti. È entrato in tangenziale a piedi percorrendo 500 metri tra le corsie in balia del traffico. Pericolosa passeggiata interrotta fortunatamente senza alcuna conseguenza da alcuni automobilisti per un giovane in stato confusionale.
I primi a soccorrerlo sono stati alcuni automobilisti ed un motociclista, accompagnandolo nella piazzola di sosta più vicina, subito raggiunti dal personale del servizio viabilità di Cava e dalla polizia stradale. Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze la passeggiata in tangenziale di Mestre di un giovane in stato confusionale. È stato poco dopo mezzogiorno che le telecamere di Cava hanno rilevato un'improvvisa anomalia del traffico, con rallentamenti poco dopo la rampa che immette dalla rotatoria di Marghera. Il giovane stava camminando pericolosamente lungo la corsia di sorpasso. Il centro operativo di Cava ha segnalato il pericolo attraverso i pannelli a messaggio variabile e attivato la chiusura dinamica delle corsie della tangenziale. Il giovane è stato poi tranquillizzato fino all'arrivo delle pattuglie della Polstrada. Il personale di Cava ha poi contattato i familiari del ragazzo organizzando il ricongiungimento. Tragico incidente ieri sera lungo la Romea a Chioggia, muore un camionista. La sbandata fatale poco dopo le 20:30, poi il mezzo pesante che finisce in un fossato adiacente e il camionista romeno che muore trafitto da un piccolo palo entrato nella cabina di guida. Un'altra tragedia lungo la Romea a Chioggia, quella consumatasi ieri sera poco dopo il ponte sull'Adige a Brondolo in direzione Ravenna. Il mezzo pesante trasportava un carico di elettrodomestici. Sul posto sono giunte 2 squadre dei vigili del fuoco di Mestre e di Chioggia, le ambulanze del SUEM 118, i carabinieri e la polizia locale. Sbandando a destra, l'autoarticolato ha sbattuto contro un palo proprio in corrispondenza del posto di guida. Il camionista è morto sul colpo. La strada non era bagnata e non c'erano altri mezzi coinvolti. Si tratta di una fuoriuscita autonoma. Quanto alle cause, malore improvviso, distrazione, guasto meccanico, saranno i rilievi e l'inchiesta a stabilirlo. E a proposito della sicurezza proprio lungo la Romea è un botta e risposta sui cantieri tra il consigliere regionale Montanariello e il sindaco di Chioggia Armelao. Ricordiamo in pompa magna a grandi stazioni quando la De Berti ha convocato tutti chiedendo di firmare un documento per partire la messa in sicurezza della Romea, ma non aveva detto che in questo anno ci saremmo trovati l'inizio di un percorso che avrebbe portato a 5 cantieri con problemi viabilistici non di poco conto. Stessa cosa il sindaco Armelao, che a quanto pare si è scordato di comunicare alla città, alla parte sud della provincia, che partirà a breve un percorso appunto di 5 cantieri. Il consigliere regionale Dem Montanariello si scaglia contro Regione e Comune per i cantieri lungo la Romea che, evidenzia, nei prossimi mesi porteranno a un periodo da brividi. Nessuno è contro questi lavori, se sono per la messa in sicurezza nessuno è contro questi lavori, però è chiaro che questi lavori devono avere un cronoprogramma e devono passare da un dibattito chiaro con le categorie economiche, con la città e con le amministrazioni locali, in modo da capire quello che dovrà accadere. I cantieri potrebbero danneggiare l'economia, a detta del consigliere PD. Gli ingorghi e il traffico sulla Romea può compromettere non solo per la città di Chioggia quella che è la stagione turistica, ma può compromettere un vero e proprio importante pezzo di economia. Perché guardate, essendo l'unica strada, non essendoci alternative, anche qui l'unica alternativa nella parte sud della provincia poteva essere l'Arzarone, l'SP9, che 2 dei 3 stralci sono stati fatti dalla regione, improvvisamente la regione al terzo stralcio si ricorda che non è una strada sua e non la finanzia più. Immediata la replica del sindaco Armelao, che dichiara come i cantieri siano stati studiati in modo da limitare i disagi all'utenza stradale, garantendo sempre il doppio senso di marcia e solo in alcuni casi il senso unico alternato. Tra l'altro in fasce orarie serali notturne, con particolare attenzione alla stagione estiva, evitando di calendarizzare in quel periodo le fasi più critiche. Ancora un suicidio all'interno del carcere 2 Palazzi di Padova. A riportare la notizia è l'associazione Ristretti Orizzonti, che opera da molti anni all'interno della struttura. La vittima è un detenuto di 27 anni, originario di Chioggia, che era da pochi mesi ospitato nel carcere. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Lavori precari a bassa qualifica e con stipendi bassi hanno fatto di Venezia e Mestre la città a reddito medio più basso del nord-est. I dati sono il risultato di una serie di studi della Fondazione Pellicani che chiama in causa la monocultura turistica. Secondo i dati di Assolombarda, le 4 professioni più richieste a Milano sono specialisti di marketing e ingegneri, tecnici amministrativi e contabili, dirigenti e manager, impiegati esecutivi.
Secondo Veneto Lavoro, le professioni più richieste tra Venezia e Mestre sono cameriere di ristorante, facchino, commesso e cameriere d'albergo. Nei grandi numeri il turismo offre questi lavori e Venezia è la città con reddito medio più basso dell'intero nord-est. Gli studi della Fondazione Pellicani su dati ufficiali certificano la realtà di un comune che ha la popolazione più povera tra tutti i capoluoghi di provincia del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Una città con una base economica così attrae lavori dequalificati e soprattutto precari, spesso stagionali. Abbiamo visto che il reddito è fermo negli ultimi 10 anni, ma anche che i lavori sono spesso quelli appunto legati agli alberghi, alla ristorazione, legati alla stagionalità e soprattutto alla precarietà, e soprattutto sono lavori a basso valore aggiunto. 3 novembre 2020, centinaia di persone si ritrovano col passaparola per manifestare a Rialto e cingere d'assedio la sede del comune di Venezia. In pochi mesi il coronavirus ha fatto crollare come un castello di carta l'economia turistica, rivelando categorie di lavoratori precari, senza tutela, abbandonati a se stessi praticamente senza reddito. Secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 40% dei contribuenti, cioè dipendenti, pensionati e autonomi, dichiara un'imponibile IRPEF sotto i 15.000 euro. Anche a Mestre ovviamente si stanno sviluppando quelle attività sempre prevalentemente povere legate al turismo, ma soprattutto sta diventando il dormitorio di chi poi viene a lavorare a Venezia in tutte le varie attività turistiche. È probabilmente l'assenza di sbocchi lavorativi ad aver determinato negli ultimi 7 anni l'impressionante esodo di 34.000 residenti da Mestre, Marghera, Favaro e Zelarino, uno spopolamento maggiore di Venezia, ma quasi totalmente mitigato da una forte immigrazione quasi sempre extraeuropea, la nuova forza lavoro dell'economia turistica. Chi non è d'accordo cerca altrove. Penso ad esempio ai giovani che finiscono gli studi o ai giovani, tutti i giovani in età lavorativa che fuggono da Venezia, perché a Venezia non è appetibile, non è attrattiva per il lavoro. Offre lavori prevalentemente dequalificati, che ci vogliono anche quelli ovviamente, ma non possono essere gli unici. Venezia si prepara a celebrare con un anno di eventi diffusi i 7 secoli dalla scomparsa di Marco Polo. Saranno celebrazioni aperte anche a tutte le iniziative che avanzeranno soggetti pubblici e privati che a vario titolo intrattengono un legame storico con Venezia, quelle che coinvolgeranno la città in occasione dei 700 anni dalla morte di Marco Polo. 7 secoli fa, il grande viaggiatore, mercante e scrittore scompariva proprio oggi, il 9 gennaio del 1324. Venezia lo ricorderà con un anno di eventi diffusi, legati da quella che, ha detto il sindaco Luigi Brugnaro, è una delle eredità lasciate da Marco Polo. L'idea dell'inclusione. A Venezia, in questo tavolo che voi forse avete qualche immagine che poi farete vedere, cioè non ce n'era uno che è nato in centro storico a Venezia, uno era di Bari. Uno io di Spinea, un'altra era di Torino, una di Vicenza, un altro, non si capisce, non sto scherzando, un altro di Spinea. Cioè, questa è la gente, la città era così, è sempre stata così. I foresti, i contadini, chiamateli come volete. Cioè, la gente che veniva con lo spirito, con l'amore per questa città, ma che è un amore ideale. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, presiede il Comitato Nazionale per le celebrazioni del 7° centenario della morte di Marco Polo, assieme alla rettrice di Ca' Foscari Tiziana Lippiello, in qualità del presidente del Comitato Scientifico. A Ca' Farsetti erano presenti tra gli altri la presidente dei Musei Civici Maria Cristina Gribaudo, Laura Fincato, già sottosegretaria al Ministero degli Esteri ed assessore al Comune di Venezia, e l'attuale assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari. La storia di Marco Polo, 700 anni dalla morte, 770 dalla nascita, racconta come i veneziani di una volta, quelli che noi vorremmo in qualche modo, da cui vorremmo imparare, erano persone generose e coraggiose, che andavano in giro per il mondo per commerciare, per curiosare, per capire e poi per riportare in città, per cui quando parliamo della fuga dei cervelli è importante che poi tornino a casa a raccontarci le esperienze. Marco Polo insegna questo. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile.
Bentrovati al meteo. L'Italia è a metà tra un campo di alta pressione posizionato sull'Europa centro-settentrionale e un'area di bassa pressione tra la Francia e la penisola iberica. Il tempo sarà buono, ma questo favorirà un ulteriore lieve raffreddamento. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto mercoledì 10 gennaio sarà piuttosto soleggiato, avremo qualche addensamento nel corso della mattinata, ma a seguire cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature come detto in ulteriore calo, minime tra 1 e meno 2 gradi, massime tra 2 e 4 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, cielo in prevalenza sereno, sgombro da nubi, solo a tratti sarà velato. Temperature minime sotto zero, massime sui 3-5 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà nuvoloso nella prima parte della giornata, poi più soleggiato. Temperature minime anche in questo caso sotto zero, massime sui 5 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile.